Buongiorno, bentrovati. È martedì 26 maggio, sono le 8 del mattino. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Buongiorno da Luca Ciliberti. E adesso cominciamo subito con le notizie, cominciamo con le amministrative, il bilancio in questo servizio che andiamo a vedere su quello che è stata la prima tornata elettorale, il primo turno. Ci sono già i sindaci, ma ci sono dei comuni dove si andrà al ballottaggio. Facciamo il punto. 6-5 per il centro-sinistra, con i ballottaggi 4 in tutto che potrebbero ampliare il divario fra le coalizioni. Potrebbe sembrare un risultato equo, ma non lo è il campo largo che avanza, visto che si partiva dal 13-3 a favore del centrodestra. A parte c'è Messina che si conferma feudo di Cateno De Luca e rielegge Federico Basile sindaco. Per il resto il centrodestra perde Enna, conquistata da Mirello Crisafulli a mani basse, e si appresta a perdere anche Agrigento, dove si andrà al ballottaggio. Debacle persino a Marsala. I 5 comuni del centrodestra partono dalla riconquista di Carini, dove vince Rossella Covello dopo 10 anni di amministrazione Monteleone. C'è poi Giovanni Brancato che vince a San Giovanni la Punta, sostenuto dagli autonomisti, e quindi riconferme con Giuseppe Midili, primo cittadino di Milazzo, e Giuseppe Di Mare che stravince ad Augusta. Fra i comuni minori c'è Carmelo Pace, capogruppo all'Ars della DC, che vince a Ribera, Ida Cuffaro che raccoglie lo scettro di famiglia da Silvio a Raffadali, Rosario Rizzolo che vince a Misilmeri. Ma la notizia è l'avanzata del centro-sinistra, che passa da 3 a 6 sindaci. Le conferme riguardano Maria Terranova a Termini Imerese, Marco Carianni a Floridia. Le nuove vittorie collocano bandierine rosse oltre che ad Enna anche a Marsala con Andreana Patti e a Lentini con Enzo Pupillo. Impossibile ignorare il fenomeno controcorrente. Ismaele Lavardera porta al ballottaggio il suo candidato più importante, Michele Sodano ad Agrigento, che sfiora l'elezione diretta a primo turno e se la vedrà continua l'once del centrodestra. Al ballottaggio il candidato di controcorrente anche a Barcellona Posso di Gotto, dove per un pugno di voti Malangela Scolaro doveva vedersela fra 2 settimane con Nicola Maria Barbera. Secondo turno anche a Bronte, dove Giuseppe Castiglione dovrà sfidare di nuovo Giuseppe Gullotta, e infine Ispica, dove se la vedranno Pierenzo Muragli e Civico vicino alla DC e Serafino Arena. Restiamo alle amministrative perché a Messina c'è la conferma di Federico Basile, primo cittadino. Già l'audio. Allora, torniamo in studio, c'è un piccolo problema evidentemente nell'audio di questo servizio, allora vediamo un attimo di leggere qualcosina intanto. Lo facciamo vedere noi, dai Federico Basile, lo facciamo vedere dalla Gazzetta del Sud, il giornale di Messina. Vediamo se, eccolo qua, il primo titolo di oggi. Era l'elezione più importante evidentemente in Sicilia, quella della città di Messina. Basile stravince e raddoppia dal 44% del 2022 al 58% di oggi. Non c'è stata partita con gli avversari Scurria e Russo. Scurria, candidato del centrodestra, che si piazza secondo, Antonella Russo, candidata del Partito Democratico, che si piazza terza. Debacle delle coalizioni nazionali. E qui la foto di Federico Basile con la sua famiglia. È stata ovviamente una giornata ieri importante per le amministrative. La Gazzetta del Sud ovviamente fa il punto diciamo, sulla zona del Messinese, che tra l'altro è stata quella con i comuni più numerosi al voto. Il titolo però diciamo, complessivo di queste amministrative è questo: il centrodestra diviso, sconfitto in Sicilia. A Enna vince Crisafulli, l'altra città dove si andava a voto, la terza città capoluogo dove si andava a votare, Agrigento, che per una manciata di voti non ha visto la vittoria del candidato di controcorrente Michele Sodano. Altri titoli facciamo vedere dalla prima del giornale Sicilia: centrodestra diviso e sconfitto, quindi la lettura insomma è sempre questa, e dalla Sicilia di oggi facciamo vedere centrodestra in affanno, quindi insomma è più critica verso il centrodestra la lettura che diciamo didascalica sui veri diciamo, risultati e sui sindaci uscenti. Nella lettura più complessiva, nella lettura politica, il centrodestra in affanno, quindi l'avanzata del centrosinistra. A te. Sì, grazie Luca. Adesso vediamo magari di proporvi più avanti il servizio con la voce anche di Federico Basile. Per il momento andiamo invece alle altre notizie della giornata. Adesso siamo all'incendio
che ieri nel pomeriggio si è sviluppato alla Timpa di via Leucatia. C'è stata tanta paura e ci racconta tutto in questo servizio Eva Spampinato. Tensione, fiamme possenti e residenti scappati via dalle proprie abitazioni. Intorno alle 16 un grossissimo incendio è divampato nella zona naturale della Timpa di Leucatia, siamo nella zona nord di Catania, in questo terreno che confina con il comune di Sant'Agata Li Battiati. I residenti della zona non hanno dubbi sulla natura dell'incendio. È la terza volta, questa è forse la 4ª volta che c'è un incendio doloso in pochissimi anni. Ho visto la colonna di fumo e mi sono immediatamente immaginata, perché qui gli incendi scoppiano solo su questo terreno, che è stato tra l'altro recintato già 3 volte. L'incendio era arrivato sino a qui, questa è la zona che i vigili del fuoco hanno già completamente domato, ma l'incendio che pare spegnersi poi riprende corpo. I vigili dunque stanno continuando ad intervenire con le truppe da terra, mentre l'elicottero dall'alto coordina i lavori indicando le zone che sono più interessate dalle fiamme, in modo che i colleghi poi da terra possano intervenire. Non si può utilizzare il Canadair in questo momento perché la zona è piena di cavi dell'alta corrente e si potrebbero creare dei cortocircuiti. In tutto ciò un vigile del fuoco è caduto, ha battuto la testa e si è ferito. Un altro vigile ha riportato ferite alla mano. Costante il via vai dei mezzi dei vigili del fuoco, non manca la preoccupazione mentre arrivano anche i sindaci di Catania e Battiati. È una cosa pericolosa perché abbiamo tutta una zona di erbacce e di cose. È pericoloso per noi e per tutta la zona del Canalic. È ovvio che è uno strano incendio, ecco, molto strano, certamente non per il sole, per il forte caldo, non è questo. Solo quando il rogo sarà definitivamente domato si potranno conoscere le cause dell'incendio. Vedremo quale sarà la situazione nelle prossime ore, intanto però insomma c'è stata tanta paura ieri. Sì, eccolo qua, lo riportano anche i quotidiani, prendiamo uno su tutta la Sicilia che titola così: brucia il polmone verde della Timpa di Leucatia, i vigili del fuoco hanno operato per ore, come abbiamo visto anche nel servizio, qui le foto insomma dei vigili del fuoco, vietati i lanci dall'alto, quindi con i Canadair per raggiungere più facilmente il rogo, perché appunto troppa presenza di tralicci che potevano mettere in difficoltà con le linee dell'alta tensione. E quindi la Timpa in realtà continua ovviamente nel suo sottobosco ancora ad essere controllata, perché ovviamente l'incendio potrebbe ripartire da un momento all'altro, però insomma ieri davvero c'è stato molto da fare. Hanno seguito poi la vicenda, perché questo è un territorio a cavallo tra i comuni, quindi ieri i sindaci di Catania e Sant'Agata Li Battiati, abbiamo visto uno intervistato, diciamo, hanno ribadito che insomma il tema appunto è quello del rogo doloso, quindi più controlli per il territorio. Sì, adesso c'è ancora cronaca, perché a Palermo è stato arrestato il 24enne che è ritenuto l'autore della sparatoria che si è verificata in via La Lumia. È rimasta ferita anche una ragazza giovanissima che è stata sottoposta anche a un delicato intervento chirurgico, colpita in maniera accidentale pare, ma sentiamo i particolari. È scattato l'arresto per Pietro Graziano, il 24enne ritenuto il presunto autore della sparatoria avvenuta la scorsa notte nel cuore della movida palermitana, tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia. Il giovane è accusato di detenzione illegale di arma da fuoco. Secondo gli investigatori sarebbe stato lui a esplodere i colpi che hanno ferito alla testa una ragazza di 22 anni. Determinanti per risalire al giovane sarebbero state le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Su Graziano è stata eseguita anche la prova dello stub. La pistola sequestrata sarebbe proprio quella utilizzata durante la sparatoria. Non ho partecipato alla rissa davanti al pub Berlin. Ho sparato solo perché temevo per la mia vita, avrebbe dichiarato il 24enne ai pubblici ministeri. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe nato da una violenta rissa tra due gruppi di giovani, degenerata poi in una sparatoria. Almeno 4 i colpi esplosi. Uno di questi ha raggiunto un Audi Q3 sulla quale viaggiava la 22enne insieme al fidanzato. Il proiettile, dopo aver infranto il vetro posteriore del SUV, ha raggiunto la ragazza alla testa, provocandole una frattura al cranio. La giovane, sottoposta a un delicato intervento chirurgico all'ospedale Villa Sofia, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.
Secondo gli investigatori il vero obiettivo del colpo sarebbe stato il fidanzato della ragazza, che era alla guida dell'auto e che avrebbe preso parte alla maxi rissa. Il giovane residente nel quartiere Pallavicino avrebbe precedenti per lesioni. Palermo si conferma una città che è fuori controllo per certi aspetti e in alcune zone della Movida, fra le altre cose, via La Lumia non è nuova. Allora, il titolo lo prendiamo dalla Repubblica di Palermo, quindi spari in via La Lumia, una ragazza ferita alla testa, arrestato un giovane, perché appunto l'evoluzione di questa vicenda è stata fino a ieri sera. La 22enne era in auto col fidanzato, come raccontava bene il servizio, l'obiettivo era lui, i colpi di pistola, finisce in manette, questo ragazzo che si chiama Pietro Graziano, dice ho fatto fuoco per difendermi, e qui ovviamente andranno a vedere, andranno a spulciare le immagini, insomma le versioni di tutti i protagonisti, le forze dell'ordine e chi sta indagando. Qui però c'è un frammento del video in piazza Nascè, eccolo qua, alla Vucciria, nella notte tra sabato e domenica, appunto piazza Caracciolo, è scoppiata una rissa tra i giovani, appunto, e si vede da queste immagini. Quindi insomma è una zona, quella del centro storico, che diciamo si vive con paura, ed è questo quello che testimoniano anche le persone. I residenti vivono nella paura, la gente vende le case e scappa. Ora dicono basta, vogliono denunciare il comune. Quindi insomma una situazione che è tutt'altro che sotto controllo, quella di Palermo, del centro storico e della violenza nelle zone della Movida. Sì, ancora cronaca, perché oltre 2 kg di droga tra cocaina, crack e marijuana sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania, che ha arrestato anche un catanese fermato nei pressi di Mister Bianco durante un controllo. I finanzieri, insospettiti dall'atteggiamento agitato del conducente, hanno trovato nel vano portabagagli oltre 1 chilo di cocaina nascosta in un pannello dell'automobile. La successiva perquisizione nell'abitazione dell'uomo ha permesso di sequestrare un ulteriore chilo di stupefacenti. State vedendo anche i cani antidroga. La droga era destinata alle piazze di spaccio etneo e avrebbe fruttato quasi 200.000 euro. Il tribunale ha convalidato l'arresto, sequestrato e disposto il sequestro di tutto il materiale stupefacente. Adesso facciamo un tentativo, vediamo di provare a sentire le prime parole di Basile, sindaco a Messina, e mandiamo il servizio. Messina ha scelto ancora Federico Basile, il sindaco uscente, conquistando circa il 56% dei voti. È stato riconfermato per il secondo mandato consecutivo ed è la prima volta che questo accade a Messina. Un dato ufficiale si avrà solo a spoglio concluso, ma dalle indicazioni arrivate sino a tarda sera non ci sarà bisogno di ballottaggio. Il candidato del centrodestra, Marcello Scurria, si ferma a poco meno del 30%, mentre Antonella Russo, candidata del centrosinistra con Movimento 5 Stelle controcorrente, arriva intorno al 14%. Che si andasse verso una vittoria di Federico Basile, il candidato di Sud chiama Nord, si è capito già dai primi exit poll. Grande festa nel quartier generale del partito di Cateno De Luca, che non si è visto preferendo la diretta Facebook, si è visto invece Basile. Sono passato nel 2022 dall'incoscienza di essere nominato sindaco, eletto sindaco, alla consapevolezza che ho avuto in questi anni e che quindi mi fa vivere questo momento diversamente, forse anche più emozionato. La responsabilità l'ho sempre avuta, non dipende dai numeri, però sicuramente sapere che dopo aver lavorato la tua cittadinanza ti vuole confermare dandoti ancora più fiducia vuol dire che hanno riconosciuto quel lavoro e quindi mi danno ancora di più non solo responsabilità ma anche onere legato a una città che sta cambiando. Toni più dimessi nelle serie elettorali di Antonella Russo e Marcello Scurria. Per centrodestra e centrosinistra si aprirà da oggi il momento delle analisi. Farò il consigliere comunale, se sarà questo come lo è la funzione che i cittadini messinesi mi hanno assegnato, non arretreremo di 1 millimetro perché riteniamo che questo sistema, quello De Luca a Messina, abbia prodotto un risultato che è drogato. Le 15 liste hanno drogato la campagna elettorale, questo è sotto gli occhi di tutti. Sul risultato del voto pende ancora la possibilità della presentazione di un ricorso per la vicenda delle firme a sostegno delle 15 liste di Basile, ma Scurria ha annunciato che lui non lo presenterà.
Allora, di Basile abbiamo in qualche modo già parlato, magari ci torniamo fra non molto, Luca. Adesso facciamo così, sentiamo il prossimo servizio, che è quello del nostro GR Italia a proposito delle dichiarazioni di Schifani davanti ai magistrati di Gela sulla vicenda della frana di Niscemi, e poi torneremo con una rassegna stampa, diciamo, più completa anche da un punto di vista delle amministrative. Sentiamo intanto il servizio su Schifani. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, segue l'esempio di Rosario Crocetta e davanti ai magistrati della procura di Gela si avvale della facoltà di non rispondere. Schifani, indagato insieme ad altre 12 persone nell'inchiesta sulla frana di Niscemi del gennaio scorso, ha comunque reso dichiarazioni spontanee e consegnato una memoria difensiva corredata da documenti. L'audizione si è svolta a Palazzo d'Orleans alla presenza del procuratore di Gela, Salvatore Vella, degli ufficiali di polizia giudiziaria impegnati nelle indagini e dei consulenti nominati dalla procura. Al centro dell'inchiesta le ipotesi di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Schifani è il secondo dei 4 presidenti della regione coinvolti nell'indagine a essere convocato dai magistrati dopo l'ex governatore Rosario Crocetta, che aveva scelto la stessa linea difensiva. All'appello mancano ancora Raffaele Lombardo e soprattutto Nello Musumeci, oggi ministro della Protezione Civile. Qualche settimana fa, nell'ambito della stessa inchiesta, era stato ascoltato per oltre 9 ore come persona informata sui fatti anche il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. In una nota diffusa dalla regione siciliana, Schifani ribadisce la totale estraneità ai fatti contestati, sostenendo di essere intervenuto tempestivamente ogni volta che le competenze ricadevano sotto la sua responsabilità. Ai giornali con Luca. Anche i quotidiani riprendono, insomma, questa deposizione di Schifani. Schifani non risponde sulla frana di Niscemi, il documento risale a 3 anni fa, il governatore però fa dichiarazioni spontanee ai PM che vogliono capire adesso se dietro i crolli ci siano anche le responsabilità politiche, quindi questo è il tema sollevato, insomma, anche dall'interrogatorio, diciamo, di Schifani, dall'indagine su Schifani e su altri 3 ex presidenti della regione. Invece torniamo a parlare, insomma, a vedere come titolano le prime pagine di oggi, gli approfondimenti dei giornali, dicevamo tutti centrati sulle amministrative. Abbiamo visto già il titolo del Giornale Sicilia. Diciamo, con i sindaci, diciamo, le piazze più importanti che hanno eletto i sindaci, almeno in questo primo turno. C'è, ovviamente, abbiamo parlato di Federico Basile, ma c'è anche Enna Mirello Crisafulli, Andreana Patti, sostenuta da un ampissimo campo largo a Marsala, a Termini Imerese la riconferma per Maria Terranova, e poi a Carini Rossella Covello, un'altra delle piazze diciamo, che era osservata speciale nella Sicilia occidentale, e a Raffadali la curiosità dell'elezione della figlia del fratello di Totò Cuffaro, Silvio Cuffaro. Viene eletta appunto Ida, Silvio era sindaco, passa il testimone a Ida. Ce ne sono di queste storie di amministrazioni tramandate familiarmente. Quella, diciamo, che ancora non ha visto il risultato finale è Bronte, ovviamente, con Firarello che passa lo scettro o vorrebbe passare lo scettro al genero Castiglione. Poi abbiamo visto la movida violenta a Palermo, la cronaca, una donna ferita, c'è un arresto, attenzione, perché poi c'è anche una notizia che riguarda la Italo-Belga, la società che si occupa della gestione della spiaggia di Mondello, che sta lavorando per, diciamo, riattrezzare dopo la sentenza del CGA la spiaggia, quindi riprenderne possesso. Stop ai parenti dei condannati per mafia. Questo era uno dei limiti, insomma, che aveva, diciamo, per il quale era stato fatto esposto. I dipendenti della società collegata alla Italo-Belga erano appunto persone con molte zone grigie, quindi molti avevano indagini per mafia e criminalità. Quindi i 128 nuovi stagionali dovranno avere l'autocertificazione riguardante tutti, non solo loro, ma anche i familiari del terzo grado. Interessante, insomma, questa presa di posizione. Andiamo a vedere la prima pagina invece della Sicilia. Abbiamo visto sempre il titolo della politica, che ovviamente è quello più importante: la movida violenta a Palermo, gli spari dopo la rissa alla ragazza colpita per errore, quindi, insomma, emergono altri particolari, e poi il rogo, lo abbiamo letto poco fa in pagina, che ha devastato la Timpa di Leucatia. A centro troviamo ovviamente la nuova enciclica di Papa Leone XIV, che approfondiremo più tardi nella lettura dei quotidiani nazionali.
Vediamo anche la prima pagina di Repubblica di Palermo, eccola qua, la prendiamo per farla vedere ai nostri telespettatori. Frena il centrodestra, il titolo insomma sempre quello, alle amministrative, quindi Basile, Messina, esploit di Sodano, il campo larga di Agrigento non ha vinto per un centinaio di voti, a Enna Crisafulli senza il simbolo del PD ma rimane un uomo di sinistra, e poi la Dynasty di Cuffaro prosegue per la nipote, trionfo a Ribera. E qui ci sono le foto dei protagonisti con tutti gli approfondimenti. Vi segnalo ovviamente qualche nota, qualche dichiarazione dei protagonisti. Per esempio Cateno De Luca, che ieri non si è visto, che parlerà all'Ars giovedì, chiede subito il voto per le regioni. Il sindaco è collegato ovviamente alle sue liste e alle sue forze politiche. Crisafulli, il quale era stato accusato di avere dentro la Lega, dice sono rosso senza striature in questo caso. E poi Marsala, appunto, che va a sinistra, era un centro, una città, una roccaforte del centrodestra, passa e cambia colore. Vediamo anche qualche approfondimento in pagina per quel che riguarda le città nelle sue diciamo, specificità. Palermo, eccola qua, la Terranova a Termini Imerese, che conquista appunto la prima pagina della Sicilia nell'edizione di Palermo. Tutti i risultati ovviamente li trovate su tutti i giornali con dovizie di particolari, anche le liste, però molto racconto è ovviamente sulla cronaca, su quello che sta accadendo a Palermo nella zona della Movida. Questo per quanto riguarda Palermo. A Catania invece vedete altre notizie di cronaca, terribile scontro fra moto, perdono la vita 2 ragazzi di 20 anni. Forse l'alta velocità, lo scontro si è verificato tra via Umberto e via Musumeci. Poi tutti i risultati, spalla dei comuni che sono andati al voto. C'erano ovviamente le piazze più importanti che si seguivano, erano quella di Randazzo, se non altro per un numero esagerato di impresentabili, il comune era stato sciolto per mafia, quella di Bronte per diciamo, lo spessore, la grandezza del comune, e anche quella di San Giovanni della Punta dove vince Brancato, mentre a Bronte ci sarà il ballottaggio. Quindi diciamo continua anche qui il filone dei sindaci di San Giovanni della Punta. Andiamo a vedere invece Messina, eccolo qua, perché Messina c'era una partita ovviamente importante nella città di Messina, ma c'erano le partite della zona diciamo, della provincia di Messina. Allora, intanto la notizia diciamo, inaspettata per il team di Cateno De Luca, viene sconfitto Salvo Puccio, che era il segretario prima di Cateno De Luca al comune e poi di Federico Basile, si presentava a Giardini Naxos, quindi Sud chiama Nord, sconfitta a sorpresa dal candidato Bosco, poi a Milazzo eletto il candidato del centrodestra al secondo mandato, anche qui non era mai successo, e poi invece testa a testa a Barcellona Pozzo di Gotto tra Scolaro, che è la candidata di controcorrente, e Barbera. Andiamo a chiudere la rassegna stampa con una notizia curiosa di sport, perché ieri sono state presentate le maglie del Palermo, le maglie nuove del Palermo. C'era stata una polemica sulla mancanza del colore nero nelle maglie, cioè le maglie erano solo rosa, quindi adesso è stato reinserito il nero, seppure con queste striature. Poi la squadra, le maglie, ecco come sarà il Palermo del futuro, del Catania. Parleremo domani per quello che si potrà dire alla vigilia diciamo, dell'ultima partita di playoff. Grazie Luca. Adesso vediamo un po' la situazione del traffico. Come ogni mattina siamo nelle ore di punta e chiaramente le nostre telecamere ci restituiscono una situazione in tempo reale. Vedete a Tondo Geni la situazione comunque sembrerebbe abbastanza tranquilla. Certo, chiaramente sono molte auto in transito, così come avviene anche su via Vincenzo Giuffrida. C'è più traffico in entrata e sono le auto che sono a sinistra nei teleschermi, invece in uscita dalla città in direzione Viale Mediterraneo, ma anche per raggiungere la stessa circonvallazione sembrerebbe una situazione più tranquilla. È abbastanza tranquilla anche la situazione nel tratto di circonvallazione che anticipa il Tondo Gioieni, e siamo all'innesto di via Vincenzo Giuffrida, e anche l'arrivo delle auto che giungono in città da Viale Mediterraneo. Sull'Etna la situazione è relativamente tranquilla, c'è qualche nuvoletta ma niente di particolare, il cielo sembra abbastanza
diciamo, sgombro di nuvole. Possiamo vedere la stessa Etna però da un punto di osservazione diverso. Siamo sul Golfo di Taormina, l'Etna sullo sfondo, ancora c'è della neve su questo versante diciamo del vulcano, però insomma è una bella cartolina anche quella che ci arriva da Taormina. Adesso ci fermiamo prima di tornare poi a leggere i quotidiani, stavolta saranno quelli nazionali, sempre con Luca Ciliberti, le notizie che non saranno soltanto italiane ma anche dal resto del mondo, con il conflitto, con le tensioni che continuano in Medio Oriente e non solo quelle. A fra pochissimo. Rientriamo in studio, ancora buongiorno Sicilia, torniamo da Luca Ciliberti con i quotidiani nazionali. Sì, grazie Angelo. Allora andiamo a vedere insomma i quotidiani, racconto monocorde ovviamente, perché tutto sulle amministrative, non si è votato solamente in Sicilia, ma ovviamente si è votato in altri centri in Italia, oltre 600 i comuni al voto. Ci sono state delle sorprese che ovviamente i quotidiani come dire, mettono in risalto. Poi abbiamo parlato degli scontri internazionali, ancora le tensioni internazionali non solo tra Stati Uniti e Iran, ma anche sul fronte ucraina, e poi ancora la prima enciclica di Papa Leone. Questa diventa una notizia molto importante, soprattutto perché si rivolge diciamo, ai problemi della modernità, in questo caso l'intelligenza artificiale. Allora andiamo a vedere le pagine dei giornali, partiamo dal Corriere della Sera che apre con la più grande città al voto, almeno per interesse nazionale. Venezia premia il centrodestra, quindi questa è una notizia, mentre Reggio Calabria, diciamo, quindi passiamo dal nord al sud, all'estremo sud, Reggio Calabria premia invece il centrodestra, ma lì diciamo, era facile diciamo, intuirla questo risultato. Quindi insomma, se in Sicilia avanza il campo largo di centrosinistra, in Italia insomma, non c'è stato il contraccolpo diciamo, che volevano dopo il referendum le forze di centrosinistra. Quindi Venturini sindaco in Laguna, il centrosinistra vince a Prato, conquista Pistoia, e poi c'è la notizia del generale Vannacci che a Vigevano, non è che sia un grossissimo centro, però insomma è un allarme, un alert nazionale, supera addirittura la Lega, pareggia i voti di Fratelli d'Italia e vola al 15%. E qui ci sono i sindaci eletti, ovviamente gli approfondimenti su quello che vuole significare questo voto nel profondo senso politico. Poi andiamo a vedere di spalla l'Iran e gli Stati Uniti, si tratta ancora, Trump detta altre condizioni, i negoziati sul programma atomico voluto dagli Ayatollah verrebbero intensificati durante i 2 mesi di estensione del cessate il fuoco, Teheran sarebbe disposta a trasferire 460 kg di uranio arricchito in Cina, Trump è convinto che l'Iran non imporrà dazi per Hormuz, perché insomma qui poi si apre la questione dell'energia. Vedete a centropagina invece l'enciclica di Papa Leone. L'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, quindi lo strapotere tecnologico al centro diciamo, delle riflessioni di Papa Leone XIV. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere invece la prima pagina di Repubblica, la vediamo qui perché insomma, anche qui la politica è d'apertura. Ecco qua, Venezia resta a destra, quindi il titolo sempre lì, Venturini eletto, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria il sindaco diciamo, di diretto riferimento di Occhiuto, governatore di Forza Italia, quindi insomma anche qui va a destra. Meloni dice che appunto parla al risultato diciamo, acquisito di queste amministrative, dice il nostro crollo certamente rinviato, c'era attesa insomma perché era il voto post referendum, il PD il governo resta sempre in crisi, De Luca non Cateno ma De Luca Vincenzo, ex governatore della Campania, ritorna sindaco di Palermo, lo sceriffo lo chiamano. Ancora vediamo altri titoli, l'enciclica di Papa Leone contro le big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale, poi Mosca agli stranieri, lasciate Kiev. I russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov, il ministro, avverte il capo di Stato americano Rubio, che insomma, sulle questioni che riguardano Mosca. Andiamo a vedere insomma, altre pagine dalla Stampa di Torino, perché la Stampa di Torino
ha un racconto interessante che ovviamente riguarda anche la cronaca con tutto quello che è successo a Torino, diciamo, negli scontri tra Torino e Juventus, con un tifoso ferito, gravemente ferito, campionato ritardato, eccetera. Quindi Venezia rilancia Meloni, questo è il titolo principale. Ora la legge elettorale, quindi la Meloni che va avanti sul tema delle riforme. In Veneto Venturini eletto sindaco al primo turno, a Vigevano Vannacci, l'abbiamo visto, va al 15%. Certo, questo è davvero un dato interessante, bisogna rapportarlo però ad altri diciamo, bacini elettorali, però insomma la prima di Vannacci è andata certamente bene. Se è già svanito l'effetto referendum, questo ovviamente è l'analisi del voto, perché è quello che dicevamo noi. Poi sulle notizie che arrivano dal mondo, tregua Iran-Stati Uniti, la trattativa in tilt, la NATO spaccata sugli aiuti a Kiev, e poi parla ovviamente Kimi Antonelli, che è il giovane che ha vinto, perché il racconto è oggi, il Gran Premio è stato diciamo domenica, ma il racconto negli Stati Uniti, quindi insomma tutto sfalsato di orari. Kimi Antonelli intervistato, però lo racconta oggi, le sue emozioni. Vorrei essere un esempio per i ragazzi, 19 anni, già in testa alla classifica di Formula 1. Vediamo invece gli scontri di Torino, dicevamo, perché è davvero terribile quello che è successo a Torino. Adesso non si sa che cosa, quali siano le cause, si indaga o una pietra, una bottigliata o un lacrimogeno. Certo è che questo ragazzo ha il cranio spaccato. Nel video, quindi si fa qualche passo avanti, la verità sul tifoso. Derby violento a Torino, al via l'esame delle riprese della perizia balistica, l'inchiesta è per lesioni aggravate, ci sono stati già degli arresti, le condizioni del 36enne sono gravi ma stabili, ci vorranno 72 ore per valutare i danni. Scendendo di pagina è stato intervistato il padre, ovviamente in apprensione di questo ragazzo, che è qui il protagonista, diciamo, in negativo di questa vicenda. Dice: mio figlio mai stato ultra, non dovrebbe indagare la polizia. Cosa vuole dire? Speriamo che si riprenda, diciamo, sembra una beffa del destino, dice il padre. Una bottiglia che ti colpisce può provocare un taglio ma non ti apre il cranio, quindi insomma in questo vuole saperne di più ovviamente la famiglia. Vi faccio vedere invece, prima di chiudere questa parte della rassegna stampa, insomma, con questa pagina di Repubblica, insomma, dove si è votato e diciamo, quali sono stati i risultati, per capire anche un po' la geografia dell'Italia al voto. Vedete, si è votato da nord a sud, dalla Lombardia, Toscana, insomma Veneto, poi fino a Puglia, piccoli comuni, la Calabria che ha votato nelle città più grandi come Reggio Calabria e Crotone, e poi ovviamente Messina, Agrigento ed Enna in Sicilia. Qui ci sono alcuni risultati ovviamente parziali, perché poi ci saranno i ballottaggi a decidere la partita. Teangelo. Bene, grazie Luca, ci fermiamo qui almeno per il momento con i quotidiani. Fra poco torniamo, primi ospiti della mattinata a Buongiorno Sicilia. Allora, torniamo insieme a Buongiorno Sicilia, come detto prima ospite della mattinata. Buongiorno alla professoressa Teresa Graziano, che è professoressa associata di Geografia Economica Politica all'Università proprio di Catania. Stamattina parliamo di che cosa? Parliamo del boom dei Airbnb, che diciamo negli ultimi anni ha, come dire, cambiato, stravolto, possiamo dire, il mercato degli affitti? Sì, noi abbiamo come Università di Catania condotto uno studio che ho coordinato io insieme con le colleghe urbaniste Elena Fischer e Laura Saia, all'interno di un progetto di ricerca coordinato alla scala nazionale dal centro di ricerca Full Lab del Politecnico di Torino. L'obiettivo era quello di mappare con una metodologia unica e omogenea per 16 città italiane il fenomeno Airbnb, partendo da dati per la prima volta geolocalizzati, puntuali e molto affidabili, relativi proprio alla diffusione del fenomeno. Questo progetto è stato declinato quindi nelle diverse città italiane, incluse Palermo e nel nostro caso Catania, e rappresenta il primo tentativo in Italia di fornire una mappatura che fosse empiricamente solida, scientificamente rigorosa, di un processo che sta trasformando in alcuni contesti urbani il tessuto sociale e
economico di numerose città. E che fotografia viene fuori? Siamo molto curiosi, una volta che lo studio c'è stato, i dati sono in qualche modo consolidati, possiamo dire come sta cambiando il mondo degli affitti? Catania rappresenta un caso particolare in Italia, è stata classificata in un'ottica proprio comparativa con le altre città italiane come un mercato relativamente giovane in termini di numeri assoluti. Abbiamo circa oggi nel capoluogo 6.000 annunci inseriti nella piattaforma Airbnb, ma è uno di quei mercati che è cresciuto in proporzione in termini percentuali molto di più insieme con città del Mezzogiorno, per esempio come Bari. Abbiamo una crescita, abbiamo registrato tra il 2017 e il 2024 una crescita del 93% degli annunci. Oggi abbiamo calcolato che esistono sulla piattaforma circa 23.000 posti letto. Se consideriamo che i posti letto a Catania delle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere sono 8.000, capiamo il peso di una piattaforma che nasce come uno strumento legato all'economia della condivisione, ma che è diventata in realtà un motore di cambiamento urbano molto rilevante, proprio perché destinare una quantità consistente di alloggi al mercato turistico significa sottrarli al mercato residenziale destinato appunto ai residenti o anche agli studenti. Catania è una città, diciamo, che si comporta in maniera un po' anomala rispetto ad altre. Diciamo subito che in questo duopolio, mettiamo così, cioè le strutture tradizionali e poi le private, le case messe a disposizione dai privati, si può fare una classifica, mi passi il termine, cioè la preferenza di chi viene a Catania si indirizza più verso i privati oppure le strutture che sono, diciamo, consolidate, classiche, quelle che erano un tempo, diciamo, le strutture l'unica ricettive. fonte di ricettività alberghiera. Noi abbiamo studiato soltanto i dati Airbnb che sono stati estrapolati da una piattaforma che si chiama AirDNA e li abbiamo messi in paragone alla distribuzione spazio-temporale nella città di Catania, facendo proprio una perimetrazione non sulla base delle municipalità, perché rappresentavano un parametro non molto eloquente rispetto alle caratteristiche dei quartieri. Quindi abbiamo individuato i quartieri storici di Catania. Stiamo vedendo per appunto questa cartina che ci dice... Esatto, la concentrazione che è evidente è particolarmente significativa nel centro storico di Catania, in cui si concentra più del 50% dell'offerta, con un addensamento in particolare nell'area di Castellursino, che è l'area della città in cui abbiamo registrato l'incremento in termini percentuali maggiore della città. Ma c'è una spiegazione perché c'è stato questo incremento? Sono più convenienti, più facile, ci sono più servizi, è meglio servita, diciamo, la zona, oppure c'è un problema anche da un punto di vista economico, conviene di più? Vari fattori. La scelta di andare in un Airbnb, soprattutto agli albori del fenomeno Airbnb, era una scelta anche di una tipologia di viaggio differente rispetto a quella della struttura ricettiva tradizionale, perché forniva una serie di caratteristiche come l'illusione di vivere come i locali, no? L'elemento interessante è che all'inizio del fenomeno Airbnb la maggior parte degli alloggi erano in realtà stanze all'interno di appartamenti vissuti dai proprietari. Invece il mercato alla scala nazionale e locale adesso è molto cambiato, perché la maggior parte degli alloggi disponibili in piattaforma è costituita da interi appartamenti. Questo significa che si sta andando verso una maggiore professionalizzazione del settore. Nelle grandi città come Barcellona o Roma sono subentrati grandi fondi finanziari che acquistano interi palazzi e condomini e li trasformano in alloggi su Airbnb. A Catania la situazione è molto più variegata, però è interessante evidenziare come quelli che noi abbiamo definito i large host, ovvero quegli operatori che gestiscono un numero non inferiore di 10 appartamenti in contemporanea, è in percentuale la categoria di host che è cresciuta di più in questi anni. Questo appunto significa che non è più una
modalità alternativa di vivere il viaggio, ma è diventata in effetti a tutti gli effetti un comparto economico in competizione con le strutture ricettive tradizionali, a cui ha un po' eroso dei primati legati anche all'esperienza che Airbnb può offrire, la possibilità per esempio di avere dei servizi aggiuntivi come le cucine. Negli ultimi anni hanno incluso delle esperienze di viaggio o di itinerari turistici nelle città, quindi Airbnb si è molto evoluta negli ultimi anni come una vera e propria... Si è strutturata, diciamo, da quella che era un'esperienza anche di due squattrinati, nasce così a San Francisco, che decidono di affittare il loro garage in una vera e propria multinazionale del turismo. Professoressa, il mercato catanese però, lei diceva, è un po' è diverso rispetto agli altri, rispetto all'analisi che è stata fatta nelle 16 città. È un mercato che è in crescita, ma che ha ancora opportunità, offre ancora opportunità e di crescita e non solo. Sì, bisogna vedere da quale prospettiva si guarda, perché l'opportunità sicuramente dalla prospettiva della piattaforma ancora ci sono, perché ha avuto una crescita appunto esponenziale, ma il mercato, ripeto, dalla prospettiva della piattaforma non è saturo. Se noi lo interpretiamo dalla prospettiva di chi quotidianamente vive la città, i residenti, nel nostro caso essendo una città universitaria anche gli studenti, possono essere dei segnali importanti da tenere in considerazione nell'ottica di quella progressiva erosione del diritto all'abitare che comporta un numero eccessivo di alloggi destinati al turismo, non soltanto in termini di accessibilità agli alloggi, ma anche di vivibilità in generale. A Catania si parla molto, spesso per suggestioni di overtourism o di turistificazione, che sono due processi diversi ma profondamente interrelati e che si riferiscono l'overtourism al superamento della capacità di carico della destinazione per un eccesso di turisti, e la turistificazione alle trasformazioni del tessuto socio-economico e culturale di un quartiere per effetto della presenza dei turisti. La questione è capire che tipo di città si vuole diventare, ed trovandoci in una fase ancora, possiamo chiamarla di esplosione ma embrionale del processo, possiamo anche immaginare di avviare delle politiche che possano consentirci di regolamentare o comunque gestire il fenomeno per scongiurare quelli che sono gli effetti negativi che registriamo in città come Barcellona e Amsterdam, dove i residenti sono scesi in piazza a manifestare contro Airbnb per l'invivibilità delle città, o come Firenze, che è una delle poche città in Italia ad aver avviato un processo di regolamentazione del fenomeno Airbnb, per esempio riducendo il numero delle licenze o riducendo il numero di giorni in cui si è autorizzati ad affittare ai turisti. La stessa cosa è accaduta in città come Parigi o Amsterdam, e c'è un forte dibattito anche a Roma, quindi siamo ancora in una fase in cui possiamo ragionare su che tipo di città turistica vogliamo diventare. Beh, questo sicuramente, perché c'è questa grande disponibilità, per quello che si capisce, di alloggi su Catania, ma questi alloggi sono indirizzati in questo momento verso un'unica direzione. Manca probabilmente un progetto che possa mettere insieme tutto e insomma stabilire, come diceva lei, un tetto limite, un tetto massimo. Però è chiaro poi che chi viene in città, chi vuole visitare Catania o piuttosto che Palermo, cerca di risparmiare, e allora il nodo di tutta la questione è soltanto il risparmio, o altrimenti sono anche i servizi che le strutture, ci torniamo magari un attimo, tradizionali, ancora oggi non sono in grado di garantire. È forse più flessibile Airbnb rispetto a quella che è un modo più ingessato di trattare questo tema. Esatto, non è solo una questione di risparmio, forse lo era all'inizio del fenomeno Airbnb, oggi non sempre c'è questa convenienza. Bisogna anche dire che la frontiera della diffusione di Airbnb si va ampliando, non è solo il centro storico, quindi c'è la possibilità di vivere temporaneamente in quartieri che non offrono un'offerta ricettiva tradizionale e che invece sono pieni di alloggi su Airbnb. Noi abbiamo identificato anche dei cluster, cioè degli addensamenti, degli annunci in corrispondenza per esempio dei presidi ospedalieri, o anche in quartieri
centri semicentrali o addirittura periferici dove fino a qualche anno fa erano assolutamente inesistenti, quindi è proprio una questione completamente diversa, di un modo diverso di vivere il viaggio. Quando si sceglie di visitare una città, qualsiasi essa sia, il visitatore fa un'analisi attenta, osserva quello che è in zona, prima magari, diceva lei, era vincolato dalla presenza di hotel, no? Adesso Invece magari, adesso sì. facciamo l'esempio della città di Catania, c'è una metropolitana che tutto sommato consente di potersi spostare in poco tempo e raggiungere il centro oppure andare in periferia. Tutto questo viene osservato e viene in qualche modo tenuto nel giusto conto da chi viene nella nostra città, in questo caso Catania, ma nelle nostre città in Italia. Sì, e abbiamo tra l'altro, tutte le città hanno mappato anche la diffusione del fenomeno all'interno dei sistemi di lavoro locali, che sono i bacini di pendolarismo giornalieri. Nel caso di Catania, gran parte dell'area della città metropolitana, non tutta, quindi diciamo la prima corona dei comuni che gravitano intorno al capoluogo. Non ci ha stupito che Acireale e Aci Castello siano i paesi che registrano il più alto numero di annunci, data la loro attrattività turistica, ma per esempio anche un paese come San Gregorio ha incrementato negli anni, o a Gravina di Catania per esempio, ha incrementato negli anni il numero di annunci su Airbnb. Stiamo parlando di realtà che sono metropolitane, proprio sono accanto alla città, dentro al tessuto quasi della città. Insomma, c'è tutta un'evoluzione, c'è tutto un mondo, stiamo scoprendo oggi un mondo. Il dato che lei prima citava, che dal 2017 si è passati da 3.265 diciamo, annunci a oltre 6.000, siamo a 6.000, quasi 200 annunci nel 2024, quindi mancano i dati del 25 anno. E anche del 26, perché ormai siamo... Sì, purtroppo le ricerche presuppongono del tempo per elaborare i dati, quindi noi abbiamo lavorato su dati sono numeri esponenziali, si raddoppia, quasi il 90%. E quindi diciamo che è un fenomeno da attenzionare e da sviluppare, e chiaramente anche alle istituzioni spetterà poi il compito, l'avete fatto voi come università, ma insomma alle amministrazioni delle città, come già hanno fatto altri in altre città italiane, trovare una soluzione, insomma, trovare un metodo per cui non vengono penalizzati i cittadini che hanno bisogno dell'alloggio, i turisti tradizionali o comunque le strutture ricettive tradizionali, e chi vuole magari può scegliere. Insomma, c'è il giusto equilibrio, serve un po' di equilibrio in tutta questa vicenda che non è facile trovare però. No, non è facile trovare, sicuramente, anche perché sono processi, diciamo, dalla prospettiva di una geografa, che sono veramente transcalari, cioè si intrecciano diversi meccanismi che avvengono alla scala globale, che si territorializzano localmente, e quindi sono veramente complicati da gestire, però certamente partire da dei dati che ci consentano di parlare non per suggestioni, ma con i numeri che si riferiscono alle diverse città in un'ottica comparativa, rappresenta un buon punto di partenza, se consideriamo che l'apparente paradosso è che città come Roma e Venezia in questi 10 anni in percentuale sono cresciute molto di meno. Ma perché? Perché avevano già raggiunto il livello di saturazione. Quindi questa crescita esponenziale di città del sud come Catania e Bari, e ancora di più Palermo, perché Palermo è un mercato ancora più consolidato, ci deve far riflettere su quanto il turismo sia un motore che sicuramente porta economia, porta benefici, ma che è anche un motore molto importante di trasformazione urbana che va gestita. Grazie per essere stata con noi alla professoressa Teresa Graziano, che è professoressa associata di Geografia Economica Politica all'Università di Catania. Buon lavoro, perché è una cosa molto interessante quella che riguarda proprio questi fenomeni di turismo, chiamiamoli fenomeni turistici, che poi influenzano l'economia anche della città. Davvero buon lavoro. Adesso ci dobbiamo fermare, perché fra poco parleremo d'altro, parleremo di un nuovo modo che è già comunque attivo in diverse città e in diversi uffici postali, di ottenere il passaporto. Tutto questo fra poco a Buongiorno Sicilia.
Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, prevarrà infatti il sole solo della variabilità diurna sui settori alpini, ma si tratterà di qualche locale goccia di pioggia. Andiamo a vedere la situazione in Sicilia, dunque il contesto sarà anticiclonico. Una giornata ampiamente assolata con cieli sereni e tersi, al più di tanto in tanto si farà vedere qualche lieve velatura di passaggio. Le temperature massime diurne, come possiamo notare, resteranno al di sotto dei 30 gradi e per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì non cambia particolarmente lo scenario meteorologico. Inizialmente il contesto sarà stabile, poi nel corso del pomeriggio aumenterà gradualmente la nuvolosità a tratti nelle aree interne con qualche isolato breve fenomeno. Le temperature massime diurne non subiranno variazioni significative, localmente però saranno in lieve rialzo. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo in studio, buongiorno Sicilia, ho detto prima, scopriamo come ottenere il passaporto anche negli uffici postali. Buongiorno, è con noi il direttore di filiale Catania 1 Paolo Bevilacqua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi questa mattina. Allora, da un po' di tempo ormai, Poste Italiane danno la possibilità a noi tutti di poter ottenere il passaporto direttamente in ufficio postale. Ma sì, questa è una rivoluzione. Questo progetto è il progetto cosiddetto Polis, è partito dal gennaio del 2023 da una intuizione del nostro amministratore delegato Matteo Delfante e del nostro direttore generale Giuseppe Lasco, e in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi delle imprese del Made in Italy, e con il Ministero dell'Interno hanno sviluppato questo progetto Polis. Cosa significa il progetto Polis? Il progetto Polis è importantissimo perché avvicina i cittadini dei paesi al di sotto dei 15.000 abitanti, e in questo caso a Catania appunto i servizi sono per i 39 paesini, no, sotto i 15.000 abitanti della nostra provincia, dà la possibilità di poter accedere a questi servizi. Okay? Per esempio il servizio passaporti, importantissimo perché sappiamo, no, le difficoltà che molti nostri concittadini hanno avuto nel andare in questura per la complessità del servizio. In questo caso invece gli uffici postali danno la possibilità di poter accedere a questo servizio recandosi in ufficio postale. E come funziona? Che cosa deve fare una persona che si trova, che ne so, in un paese che in provincia di Catania, magari è distante una quarantina di chilometri dalla città, anziché prendere, che ne so, magari una persona che non ha l'auto propria, deve prendere un mezzo pubblico, si presenta nell'ufficio postale del paese, e allora cosa succede? Succede semplicemente che, come avveniva prima quando ci si recava in questura o in commissariato, bisogna solamente portare il vecchio passaporto nel caso in cui ci sia un rinnovo, oppure solamente la carta d'identità, il codice fiscale, i documenti appunto necessari, e poi l'operatore di sportello sarà lieto di prendere le impronte digitali, quindi i dati biometrici, e trasferirà la richiesta al più vicino centro di polizia. Successivamente è il cliente stesso a decidere se ricevere il passaporto direttamente a casa, e in questo caso vi devo dire che l'80% di chi ha richiesto... Stiamo vedendo per l'appunto come vengono rilevati poi i dati biometrici, e come si fa, anche praticamente in maniera automatizzata, immagino si può fare tutto. Assolutamente, assolutamente. Questo progetto consente di snellire tutte le pratiche, consente ai cittadini di avvicinarsi alla pubblica amministrazione, di non soffrire il cosiddetto digital divide, no? Questo processo che porta i piccoli comuni ad essere sempre più lontani sempre più periferia. In questo modo la coesione sociale italiana viene mantenuta, e sappiamo con la nostra capillarità noi siamo presenti in tutti i piccoli comuni d'Italia, quindi i nostri clienti, appunto i nostri utenti, non hanno bisogno di far percorrere centinaia di chilometri per arrivare in centro a Catania o nei centri, diciamo, abitati più importanti. Si può fare tutto direttamente all'ufficio postale, se c'è da fare un versamento, se c'è da fare qualsiasi altra procedura, siete disponibili? Noi siamo assolutamente sempre disponibili. È un front office proprio avanzato proprio per portare i servizi a casa quasi. Assolutamente sì, la nostra prossimità
prossimità ci consente, la nostra capacità tecnologica ci consentono ovviamente di avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione e soprattutto alle aree metropolitane. Ma quanto tempo passa? Perché io se vengo in ufficio postale, faccio la richiesta del passaporto, in quanto tempo io avrò questo passaporto? O lo voglio a casa oppure vengo a ritirare in Allora, in ufficio? i tempi sono variabili in base ovviamente alle questure, ai commissariati ai quali ci rivolgiamo e che ringraziamo per la collaborazione. È chiaro che nell'intorno dei 30 giorni di solito si riceve a casa, dopo tutti i controlli, si riceve a casa il passaporto. Ripeto, l'80% di chi l'ha richiesto ha chiesto direttamente che gli venisse recapitato a casa. È molto più comodo. Assolutamente, molto più comodo, molto più semplice. Se vi posso dare un attimo il metro, no, dell'importanza di questo servizio. Ci sono dei paesi, per esempio nel Pollino, in Basilicata, dove i clienti di Poste Italiane o comunque l'utente che si rivolgeva a Poste Italiane doveva percorrere ben 150 chilometri per arrivare nel primo centro di polizia e poter fare il passaporto. Sappiamo che anche nel nostro territorio c'è una distanza molto importante, penso Bronte, Maniace, Caltagirone per quanto riguardano la nostra provincia. E in Sicilia, tra l'altro, uno dei paesi che ha aderito immediatamente e ha sfruttato immediatamente questa prossimità è Pantelleria. I panteschi, io sono un isolano pure delle isole Egadi, vi posso dire appunto che l'insularità è un problema grande che può essere risolto anche tramite le innovazioni introdotte da Poste Italiane, in questo caso è di concerto con lo Stato. 100 panteschi hanno scelto già in questi pochi giorni di aderire al servizio. Dottore, prima di salutarci, lei ha fatto più volte riferimento a quello che è il progetto Polis, un progetto che comprende, sì, abbiamo detto, il passaporto, ma comprende comunque tanti altri servizi che aiutano il cittadino, modo per portare l'amministrazione, i servizi, diciamo, a domicilio, mi passi il termine. Assolutamente sì, è uno dei progetti che ha generato un impatto sul PIL a livello Italia di 1 miliardo di euro. Ha dato la possibilità di poter avere 18.500 assunzioni, posti di lavoro, e ha generato un reddito da lavoro di 490 milioni di euro. L'investimento complessivo è di 1 miliardo e 2. 800 milioni di euro finanziato dal piano complementare del PNRR e 400 milioni di euro investiti da Poste Italiane. Questo dà l'impatto ovviamente importantissimo, non solo in termini economici, ma soprattutto in termini di quello che succederà successivamente nella risoluzione appunto dei problemi che i cittadini hanno ogni giorno. Poste Italiane in questo caso e in tanti altri casi si è posta come interlocutore diretto e di filtro fra la pubblica amministrazione e il cittadino. Ricordiamo esempi pure importantissimi, quali nel periodo del Covid l'attività meritoria che è stata fatta da Poste Italiane sia nelle prenotazioni delle vaccinazioni sia nella distribuzione dei vaccini. Allora, grazie ancora al direttore di filiale Catania 1, chiaramente delle Poste Italiane, Paolo Bevilacqua. Abbiamo parlato oggi di come ottenere il passaporto direttamente negli uffici postali nella provincia di Catania, nei paesi, nei centri, sotto i 15.000 abitanti, direttamente nell'ufficio postale sotto casa vostra praticamente. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Allora, ci fermiamo ancora e poi andremo a Siracusa. Tutto questo a Buongiorno Sicilia fra pochissimo. Rieccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso andiamo, come anticipato, a Siracusa. C'è per noi il nostro Francesco Aloi. Riparliamo ancora una volta delle tele di Aracne. È un progetto, direi, interessantissimo, un'accademia sartoriale che ha ricevuto, fra le altre cose, a Milano un premio importante, che è il premio Donna e Moda, che è quello dedicato soprattutto alla categoria dell'empowerment. Buongiorno a Francesco, buongiorno alla sua ospite. Sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Noi in questo momento siamo proprio davanti all'Accademia Sartoriale. Qui
dove chi è in difficoltà, chi ha avuto un passato difficile ma vuole costruire con le proprie mani il futuro, può farlo, e il come ce lo spiegherà tra poco la nostra ospite, che tu hai già ben presentato. Però intanto vorrei contestualizzare dove siamo, perché siamo alla borgata Santa Lucia, che è il secondo centro storico di Siracusa, ma allo stesso tempo è anche un quartiere difficile. Purtroppo a 2 passi da qui c'è lo spaccio di droga, la criminalità, ma c'è anche il bello, quello che funziona. Un esempio è questo, appunto, le tele di Aracne. Buongiorno. Buongiorno Francesco, buongiorno dottor Gagliano, buongiorno ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. E allora, qui con ago e filo, oserei dire, si cuce il futuro. Assolutamente sì, Francesco. Qui si cuce il futuro in un quartiere che abbiamo appena detto è la Borgata, dove la rinascita è la parola d'ordine. Tante azioni di qualifica del territorio, tante azioni di marketing territoriale e soprattutto la nascita nel 2024 dell'Accademia Tele di Aracne. Grazie a un po' legalità 2014-2020 il Comune ha creato questa struttura che vedete qui dietro noi, e oggi questa struttura dà un posto di lavoro a tutte quelle persone che sono a rischio marginalità, a tutte quelle donne vittime di violenza che in questo momento sono in case protette, ad ex detenuti e detenuti. Un progetto di rinascita globale proprio partendo dal lago El Filo, quindi tutti i soggetti che nel 2024 non sapevano assolutamente cucire, oggi non soltanto sono allievi della nostra accademia, allievi sarti, ma soprattutto hanno capito cosa significa il riscatto, la bellezza. E quindi da 2 anni c'è tutto questo in un bene confiscato alla mafia, diventato un bene per la collettività. Lo diceva poco fa il nostro vice direttore da studio. Voi da poco, qualche giorno fa, se non sbaglio giorno 13 per l'esattezza, avete ricevuto un premio a Milano. Ecco, parliamo di questo, perché poi è importante anche mettere in evidenza i riconoscimenti che si ottengono. Sì, abbiamo ricevuto il premio Donna Impresa 2026, come diceva il dottor Gagliano nella sezione Empowerment, per cui proprio su quella che è il focus sulle donne vittime di violenza, sulle nuove opportunità che si possono dare a queste donne, grazie anche alla nascita proprio lì a Milano di un riconoscimento che oggi ci rende orgogliosi perché su scala nazionale veniamo assolutamente, riceviamo un riconoscimento insieme a quelli che sono grandi nomi come Ermenegildo Zegna, come Bulgari, e quindi poter concorrere insieme a loro per noi che siamo una piccola realtà diventa motivo di grande orgoglio, assolutamente sì. E qui vengono insomma le persone, lo dicevamo poco fa, che magari hanno avuto un passato difficile ma vogliono riscattarsi, vengono anche i detenuti, perché c'è anche un accordo con la casa circondariale. Sì, i nostri allievi sono tutti quanti detenuti o ex detenuti, piuttosto appunto che donne vittime di violenza o soggetti a rischio marginalità. Questo significa incidere molto sul territorio. Per noi fare rete, ora grazie a un progetto appunto che stiamo sviluppando con Fondazione Con il Sud e Cassa Depositi e Prestiti, abbiamo la possibilità di avere un percorso formativo importante. Saranno 100 ore per 4 anni consecutivi con tirocini formativi e soprattutto con la grande possibilità di assumere una persona l'anno per avere poi un organico di 10 persone a tempo pieno. Questa è una grande opportunità soprattutto per chi appartiene ai circuiti penali, perché chiaramente il reinserimento diventa difficile, ma così come per le donne vittime di violenza. Per cui fare rete oggi sul territorio per noi è un'opportunità grandissima. Abbiamo avuto la possibilità di accogliere associazioni, di accogliere scuole, di accogliere enti, di accogliere club service, proprio perché fare squadra è la nostra parola d'ordine, e oggi è quello che ci serve proprio per poter andare non soltanto a riqualificare il quartiere della Borgata, ma soprattutto dare vita concreta ogni giorno, quotidianamente, a questa struttura. Angelo, magari tra poco ti facciamo vedere qualche creazione realizzata proprio qui dentro. Intanto a te. Sì, abbiamo visto comunque mentre parlavate anche delle belle immagini. Durante l'anno voi non vi limitate soltanto a fare l'attività diciamo manuale, quella di trasmettere anche una professione artigianale a chi frequenta la vostra associazione. Però
organizzate laboratori, fate workshop, avete aperto le vostre porte anche alla cittadinanza. Tutto questo che cosa significa? Significa anche avere un riferimento sociale, una coesione sociale, una partecipazione, un'integrazione, in modo da non restare chiusi dentro quella che è la vostra realtà, ma c'è questo trasmettere diciamo, continuamente qualcosa e ricevere magari qualcosa da chi viene presso la vostra struttura. Ha centrato perfettamente, dottor Gagliano. Qui siamo aperti a tutta una serie di iniziative, ad un calendario, ad un programma di iniziative, di workshop, di laboratori aperti al pubblico, ma soprattutto il concept da cui nascono, poi da cui nasce l'Accademia Sartoriale Le Tele di Aracne, è proprio il riutilizzo del corredo della nonna. E perché diventa protagonista? Perché oggi tantissimi cittadini ci portano i loro corredi, ci portano tutto quello che normalmente andrebbe nella vecchia cassa della nonna, che sarebbe inutilizzato, e noi ricreiamo degli abiti, degli accessori che diventano assolutamente riutilizzabili in un'ottica di sostenibilità. Questo è importante perché per noi aver avuto un partenariato pubblico-privato di grande, mi lasci dire, anche originalità, perché oggi il Comune di Siracusa non è soltanto quello che ha creato la struttura e ha avviato un bando di gestione tra Passwork, che è un'impresa sociale, Hermes, che è un'impresa di comunicazione, e CNA Federmoda, che rappresenta un po' il comparto dei docenti e di tutto quello che è la moda, ma ha voluto aprire alla città assolutamente questa struttura che deve diventare vita quotidiana. Quindi, come diceva lei, noi non siamo aperti soltanto, tra l'altro, ai residenti, ai cittadini, ai giovani, ma anche ai turisti. Noi facciamo tantissime experience dove... Infatti tra poco ce ne sarà una, mi diceva. Con della Nuova Zelanda arrivano delle signore che vogliono imparare l'arte del cucito, ma soprattutto, per esempio, come si fa una coffa siciliana. Ecco qui, facciamole vedere, perché poi parliamo di cosa, ecco, di questo, Angelo. Quindi creeranno insieme a noi una coffa siciliana con tutti quelli che possono essere pizzi e ricami dell'Ottocento che vengono donati, e poi tutte le nostre creazioni. Qui c'è un altro cestino che in qualche modo rappresentano assolutamente il paniere, quindi l'unione anche fra l'artigianato del nostro territorio, quindi tutto fatto realizzato a mano, e poi quello che può essere impreziosire con tutte le creazioni di uncinetto, le nostre... E qui ci sono alcuni ricami che possiamo far vedere, ecco. È un modo per tramandare quella che è anche la tradizione della nostra terra, per non fare perdere questa tradizione, farla conoscere, non solo tramandarla, ma farla conoscere, come diceva lei, anche ai turisti che vengono nella nostra terra e hanno la possibilità di apprendere come si realizzano, ad esempio, quelle ceste, il paniere, che viene fatto praticamente con grande maestria da artigiani. Oggi ce ne sono pochi, se ne vedono pochissimi artigiani che riescono a fare questo tipo di, diciamo, di prodotti artigianali, ma anche la borsa che ci avete mostrato, che è una borsa, immaginiamo, fatta tutta a mano, c'è tanto lavoro dietro, e non è che una mattina uno si alza e adesso faccio una borsa, la decoro, la sistemo. È un po' complicato, immagino, no? Assolutamente, diventa complicato, ma diventa anche affascinante e bellissimo per chi si avvicina, diciamo, a questo tipo di creazioni e vuole venire nella nostra accademia sia per ammirare un bene confiscato alla mafia, che diventa oggi funzionale, ma soprattutto sostenibile, che non è parola da poco, perché tutto quello che noi creiamo viene rivenduto su scala nazionale e internazionale, e questo chiaramente dà un sostegno economico ai nostri ragazzi, che oggi non soltanto imparano un'arte, ma chiaramente hanno anche la possibilità di avere un sostentamento economico che nella loro situazione diventa prezioso e importante. Magari diamo alcune coordinate in breve. Chi vuole venire qui per partecipare ai laboratori o chi vuole venire qui per acquistare qualcosa, cosa deve fare? Sul nostro sito web letelediaracne.it trova assolutamente la possibilità di prenotare nei giorni e negli orari che preferisce. Le nostre insegnanti, i nostri docenti e il nostro staff è pronto ad accogliere chiunque voglia avvicinarsi al mondo della sartoria, al mondo dell'uncinetto, ma anche in generale, come diceva il dottor Gagliano, a tanti laboratori e workshop che comunque ruotano attorno a tutto quello che è il mondo della moda, del design e della modellistica.
Angelo, a te. Grazie Francesco, grazie anche alla tua ospite, alla presidente di Hermes Comunicazione Silvia Spadaro, per essere stati con noi questa mattina, per averci fatto vedere anche delle creazioni locali nostre dell'artigianato che si possono realizzare per l'appunto grazie all'attività delle tele di Aracne, che hanno avuto questo bel premio, lo ricordiamo, a Milano, il premio Donna e Moda nella categoria che viene dedicata proprio all'empowerment. Adesso voltiamo pagine, perché noi a Buongiorno Sicilia siamo soliti praticamente saltare da un tema all'altro. C'è il momento delle stelle, vedo già Marco Amato pronto, e allora c'è la sigla dell'oroscopo. Stamattina il cinema è protagonista. Buongiorno Marco, allora andiamo a Cannes? Andiamo a Cannes, caro Angelo, e parliamo proprio del vincitore di questa edizione del festival. Parliamo quindi di Fjord, del regista Christian Mangiu. È un film decisamente molto interessante, molto introspettivo. È la storia di due famiglie di diversa provenienza mitteleuropea che si trasferiscono in un fiordo norvegese. La parola fiordo, è appunto una parola che significa passaggio, accesso per. Chiaramente la millenaria tradizione dei fiordi che danno un accesso al mare. Seppure queste due famiglie iniziano a frequentarsi e a conoscersi in una maniera molto serena, molto naturale, vengono fuori poi tutta una serie di diversità culturali di diverse etnie che si scontrano fino a far nascere pregiudizi e a mettere alla berdina una delle due famiglie. È un'indagine sociologica veramente molto interessante, ci porta in un mondo assolutamente nuovo, vattato, quasi una bolla temporale in cui ci si immerge in una cultura diversa. Infatti il film attende di essere molto ma molto chiacchierato e discusso. Tradurre queste dinamiche così introspettive sullo schermo è Christian Mangiu, ed è un toro, proprio perché ho parlato di un personaggio un momento. È un momento di auge per loro, ma concretizzano anche una serie di soddisfazioni carrieristiche e lavorative che, come anche nel caso del Festival di Cannes, ha visto trionfare questo segno zodiacale. E oggi parliamo della disposizione planetaria di oggi, una bella luna in bilancia che fa trigono col Sole e a Plutone, e loro due a loro volta pure. Per cui il cielo si tessono nel cielo delle trame assolutamente fluide, molto piacevoli e particolari, in particolare per i segni d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Vediamo cosa succede agli altri. Ariete. Gli Ariete ne godono particolarmente proprio perché il Sole e Plutone sono creativamente dalla loro parte. La Luna in opposizione però vi deve fare riflettere su come la vostra voglia di creare per adesso si impatta con le altre persone che avete intorno, quindi modulatevi un po'. Toro, stupendo momento per voi in cui Marte è in vostri gradi zodiacali, vi porta forza, vi porta coraggio. I dubbi Plutone non riescono comunque ad avere ragione, c'è un bisogno di sicurezza che compensate passo passo con delle risposte concrete. Bravi. Gemelli, per voi può succedere di tutto. Sole e Urano congiunti nel vostro segno parlano benissimo con la Luna e con Plutone, accordi ottimi per costruire un futuro professionale molto interessante. Mercurio oggi è isolato nei vostri gradi, magari vorreste dire qualcosa che non riuscite a dire. Cancro, Venere è da voi, per cui siete sicuramente presi da una situazione sentimentale molto molto complessa, quadratura alla Luna e quadratura a Nettuno, forse aveste bisogno di essere un pochino più rassicurati. Giove silente ancora non vi aiuta, ma presto lo farà. Leone, un momento di risalita per voi Leone, molto potente. Vi vedete al centro dell'attenzione anche dirigere delle cose in una maniera molto fiera. Per voi il dialogo in amore deve riprendere al più presto, perché seppure il lavoro va bene, forse è stato trascurato qualche dialogo importante. Vergine, altro segno zodiacale in ripresa in auge. La Vergine gode di un supporto di Marte molto interessante e la Luna in Bilancia oggi vi offre la possibilità di chiarire qualcosa e di tirare le somme su alcuni rapporti. Bilancia,
La Luna oggi è un toccasana per voi perché porta a casa vostra degli elementi zodiacali molto creativi e interessanti ed è lì che riuscirete a gestire le situazioni complesse a livello lavorativo. Scorpione, ottimo segno zodiacale che per adesso con Venere e il rintuzzare di Marte si dà all'amore e alle passioni in una maniera molto piacevole. Sagittario, ottimo per voi il cielo zodiacale che vede Nettuno e Saturno sorreggervi in un progetto lavorativo molto complesso, ma che ora riuscite a reggere bene. Non fate però il passo più lungo della gamba. Capricorno, un momento affettivo molto bello per voi, anche molto passionale. Alcuni di voi offrire oggi, la Luna vi permetterà di farlo, tranne che non sbagliate la modalità comunicativa, non siate rudi. Acquario, come tutti i segni d'aria, oggi va a gonfie vele, per cui anche voi godete di questi trigoni stupendi, è una forza nuova che vi fa venire voglia di vivere, di manifestarvi, anche di essere più originali e creativi. In amore dovrete cedere un pochino di più lo spazio al partner e ai sogni. Pesci, per voi oggi la giornata zodiacale è fatta di una serena capacità di gestire più cose contemporaneamente. Oggi vi vedrete forti, sereni e sicuri. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Ciao Angelo, ci rivediamo domani. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, a domani. Adesso torniamo di nuovo da Luca Ciliberti ai quotidiani in edicola. Allora, vediamo qualche curiosità. La prima è di carattere economico, quindi questa diamo una notizia ai nostri telespettatori. Da un po' di tempo questo è il trend, petrolio giù, borse del record, i mercati credono alla tregua, però attenzione perché il prezzo del petrolio è sceso a $90 al barile, quindi insomma facciamo attenzione, diciamo, a tutte le ripercussioni che ci sono su energia e rifornimenti vari, anche perché diciamo, con la riduzione delle accise il prezzo è aumentato, ma è aumentato proprio per questo motivo. Poi per i sognatori arriva la nuova Ferrari, eccola qua, si chiama Luce ed è la prima Ferrari elettrica, perché insomma anche la Ferrari no? si adatta. Però adesso il rombo della Ferrari che è elettrico, questa è elettrica, come lo mettiamo? Questa è elettrica, romberà in qualche altro modo, insomma, però insomma, questo è ovviamente un tema. Ha una velocità da 0 a 100 in 2,5 secondi, da 0 a 200, quindi insomma velocità non indifferenti in 6,8 secondi, quindi insomma veramente veloce come la luce. Eccola qua, la rivoluzione elettrica. 4 motori leggo elettrici, è una cosa molto interessante, insomma un'evoluzione, la tecnologia anche in casa Ferrari con autonomia 530 km. Ed è tantissimo, tantissimo. Grazie Luca, noi ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia, ringraziamo Roberto Stramondo, Francesco Gigante, Ottavio Longo, ma anche Gaetano Iudica e Fino Laleggia che hanno lavorato con noi in regia, grazie a Edoardo Sergi, a Carla Previtera per i testi e per l'organizzazione della trasmissione, in redazione stamattina Desiree Ferlito. Torniamo domani mattina puntuali come sempre alle 8.